Rieccoci, seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Vice sindaco, prima di interromperci ci stava facendo un ragionamento legato insomma a quello che è un processo di, chiamiamolo così, delocalizzazione che state portando avanti in città. Vale a dire, mentre una volta ci stava dicendo prima tutti i servizi erano concentrati in centro, adesso cercate di valorizzare un po' tutti i quartieri ed è quello appunto che sta succedendo anche con la Stanga, per esempio nell'ambito del progetto della Questura. Sì, è un modo che da una parte mette in campo altri pezzi di città, i quartieri che vengono valorizzati, dall'altro è anche una città che si muove meglio, perché un conto è andare sempre verso il centro e poi tornare fuori. Noi abbiamo le direttrici di accesso alla città che ormai sono congestionate proprio per questa organizzazione anche cittadina, e quindi il nuovo ospedale a Padova Est, ma la nuova questura in Vianelli, il nuovo centro culturale all'Arcella. Ecco, è una città che nelle sue ultime grandi programmazioni si sviluppa in questo senso, quindi la qualità nei quartieri, nell'organizzazione urbana, ma anche nella gestione poi delle funzioni. Pensiamo anche alla Prandina, come allarga i confini del centro storico rispetto al congestionamento sempre delle piazze. E se guardiamo bene ci sono tanti luoghi in città che meritano, come dire, un ragionamento in questa direzione. Penso alla caserma Romagnoli, a Chiesa Nuova. Non abbiamo oggi una destinazione. Però lì dovete trovarlo, perché comunque stiamo parlando di un altro buco nero in città. Però è in questo senso che bisogna continuare a ragionare. Quello che abbiamo dimostrato in questi anni è che i buchi neri vanno risolti non mettendoci semplicemente il militare con la telecamera a sorvegliare che non succeda niente, ma trasformandoli in nuove centralità. Vianelli sarà una grande centralità. L'ex CONI, che era vuoto e anche preda di sbandati, certo, così come il Configliacchi, dove diventeranno i nuovi punti di attrazione per attività culturali, per i servizi della questura e così via. Mi veniva in mente la Romagnoli, perché questo approccio deve essere in una funzione che bisogna individuare o rinnovare, presente in città e va rinnovata, bisogna utilizzare le strade dei quartieri. Questa è la linea che noi seguiamo e che anche a me, come dire, piace seguire, perché mette in campo pezzi di città che oggi sono vuoti. Sono vuoti. Tempi di realizzazione per la nuova questura, vice sindaco? Tempi di realizzazione della nuova questura. Allora abbiamo chiuso il bando per la progettazione, quindi abbiamo il progettista, finalmente, un anno di progettazione. È una progettazione pubblica, quindi dobbiamo avere progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva. Ogni passaggio di questa progettazione deve passare non solo per le vie istituzionali previste dal Codice degli Appalti, certo, ma deve andare anche al Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno segue direttamente la fase di progettazione. E dopo verrà messo a bando i lavori di esecuzione, avendo il progetto esecutivo. Di solito una gara di esecuzione di un'opera come questa, che è un'opera da 62 milioni molto importante, i tempi sono circa 6 mesi. E poi, quindi tra un anno e mezzo potranno partire i lavori, secondo lei, più o meno? Un anno e mezzo, allora un anno di progettazione, tempi di concerto con il Ministero, secondo me più 2 anni, che un anno, cioè tra l'anno e mezzo, 2 anni. E dopodiché? E dopodiché i tempi di realizzazione. È un grosso edificio, un grosso complesso, quindi almeno un paio d'anni di realizzazione ci vorranno, ma questo dipende dalla progettazione, certo, come finirà e da come andrà la gara per l'esecuzione. Prima si diceva il comune stazione appaltante. Che cosa significa? Significa che l'opera, la questura è dello Stato, del Ministero degli Interni, certo, e della Polizia. Il comune quindi non c'entra solitamente. Non mette soldi, non finanzia, eccetera. Però noi con lo Stato abbiamo svolto quella partita, se vi ricordate, di permuta. Cioè noi abbiamo acquistato l'area di Vianelli,
dagli ex proprietari e l'abbiamo demolita. Lo Stato in cambio ci avrebbe dato l'area della Prandina. Abbiamo fatto un accordo su questo. Lo Stato, visto che il Comune di Padova ha rispettato nei tempi e in modo efficiente anche questi accordi, e non era facile andare a smontare Vianelli, andare a espropriare da tutti quei proprietari, nel ventennio precedente si è sempre rimasti incastrati su questa cosa, noi l'abbiamo fatto in un paio d'anni. Lo Stato, visto questa situazione, ha detto, se realizziamo noi la questura ci mettiamo chissà quanti anni. Non mi ricordo quale questura citava, il funzionario del Ministero degli Interni col quale ci siamo visti parlava di 16 anni in una città per avere la questura nuova. Quindi hanno detto, questa volta vogliamo provare, sperimentare una modalità diversa. Affidiamo al Comune l'onere della progettazione e della realizzazione. Questo però, Vice Sindaco, che ricadute ha su di voi? Nel senso, che rischi ha per voi? Perché ovviamente vi state prendendo l'onere di realizzare un'opera per conto dello Stato, mica da niente, insomma. Sicuramente, come dicevamo prima, è un grande segno di fiducia, insomma, nei vostri confronti, ma che difficoltà vi crea tutto questo? Allora, per questo ogni fase progettuale va poi inviata a Roma e c'è un dibattito tra Padova e Roma per capire se la progettazione sta proseguendo nel modo corretto. Per noi sicuramente è un onere, perché in una fase in cui siamo impegnati in tante altre realizzazioni e progettazioni e esecuzioni, questa è una progettazione importante, notevole, pesante che si aggiunge, però c'è anche un vantaggio, cioè noi non vogliamo che la questura diventi, come dire, un oggetto alieno che cade sul quartiere, anzi il ragionamento che noi abbiamo fatto prima era un altro, cioè noi vogliamo che la realizzazione della questura non serva solo a dare un posto alla polizia nuovo, ma serva a far ripartire il quartiere. Quindi il fatto che il Comune abbia in mano il buccino, la realizzazione di questa opera, di questo intervento, serve a fare in modo che l'intervento si cali al meglio nel tessuto sociale, nel tessuto urbano della città. Ecco che lo raccordiamo con i mezzi pubblici, ecco che il Comune più dello Stato conosce i temi di viabilità e via discorrendo. Tra l'altro le chiedevo questo prima, Vice Sindaco, le dicevo, non avete un po' paura di creare ancora qualche ingorgo, eccetera. Ricordiamo anche che, non si sa bene quando, però insomma tra qualche anno succederà, ci sarà una nuova importante fonte purtroppo di traffico in città, vale a dire l'abbattimento del Borgomagno, che ovviamente non è ancora da calendarizzare da questo punto di vista, perché se non ci sono aggiornamenti che non so, però i discorsi con Ferrovie non sono ancora così, insomma, allo stato avanzato, nel senso che non si sa ancora esattamente quando succederà, il ponte verrà abbattuto per lasciare lo spazio all'alta velocità. Quindi per questo da questo derivava la mia sollecitazione, cioè il rischio che magari succeda tutto insieme, perché chi lo sa, può veramente succedere tutto insieme. Ma noi ci stiamo attrezzando comunque per migliorare di molto il modo di muoversi in città. Il tram darà, come dire, un grande impulso con 2 nuove linee, quindi una quantità di passeggeri che si possono spostare e che lasceranno l'auto. Poi non sono tutti, ma una grossa fetta, una lunga colonna di auto resterà a casa in favore del tram. Oltre al tram stiamo ridisegnando e potenziando le linee di trasporto pubblico tradizionali con la messa in campo di circa 100 nuovi autobus elettrici, che quindi saranno più performanti, più comodi, più capienti, oltre ad essere come dire, in linea con tutti i temi. Su questo c'è un problema però, Vice Sindaco, non ci sono gli autisti. Come fate se non ci sono gli autisti? Chi li guida questi autobus? Tra l'altro i concorsi, anche le prove, chiedo scusa, per i nuovi autisti, insomma, stanno mostrando che molti non le hanno passate, non sono idonei, insomma, è un attimo da capire, però resta il fatto che mancano autisti e quindi state puntando giustamente molto sul trasporto pubblico, ma ci vuole chi li guidi questi autobus.
È, come dire, un effetto di questi tempi, insomma, della crisi della società di trasporto pubblico, anche di un lavoro che cambia, e gli autisti li troviamo, insomma, No, diciamo a costo che, di investire, come dire, di più nell'attività di ricerca. l'ultimo, come dire, corso che si sta tenendo, sono stati ammessi alla prova pratica solo 9 su 20, quindi già 50% li abbiamo tirati via, e quindi certo che li trovate, però dovete trovarli. Cioè. Bisogna trovarli e si troveranno, non ho dubbi su questo, però ecco, un grande dibattito sull'impiego e l'utilizzo di bus elettrici, attraverso il PNRR anche questo abbiamo fatto. Stiamo potenziando anche e migliorando le sedi stradali, quindi con la messa in sicurezza e il miglioramento delle sedi stradali, l'aumento di spazi per la ciclabilità. È un mezzo che è molto utilizzato in città, la bicicletta. Pensi che noi utilizziamo gli spostamenti dei padovani, il 23% degli spostamenti dei padovani avviene con la bicicletta. È un numero alto se lo consideriamo parametrato al resto delle città in Italia. A me piace confrontarmi con i migliori e quindi sto facendo i paragoni con Amsterdam, con Copenaghen, con Utrecht, tutte queste città. Sa che ci staccano ancora di molto queste città? Ma è il dato da vedere con attenzione, lo sto componendo, uno dei prossimi giorni lo renderò. In esclusiva lo darà a noi, ce lo promette. Ok. Non abbiamo dal punto di vista della rete nulla da invidiare, anzi sulle città che ho citato alle volte abbiamo anche più ciclabili. Quello che ci manca, quello in cui siamo meno forti, è la dimensione delle ciclabili. Dove maggiore è la dimensione delle ciclabili, da noi è 1,5 metri. Se ci spostiamo nelle città campioni diventano 2,5 metri, diventano 3 metri e lì vedi che aumenta di molto la percentuale di cittadini che utilizzano la bicicletta. Poi diventa complicato se bisogna farci convivere però anche il tram e anche le auto, però va bene, ne parliamo. Dai, non si può paragonare in tutto, certo, per tutto, però magari in città. Alcune tratte la si può allargare. Però è un dato che va capito, non sto dicendo che allargo tutto, stiamo allargando però non a tutto. 1,5 metri. Va bene, allora siamo in chiusura di questa puntata del vice sindaco, del Sindaco Risponde con il vice sindaco Andrea Michalizzi, che ringrazio ovviamente di essere venuto ospite nei nostri studi. Abbiamo toccato, avete visto, temi importanti, insomma, legati alla città di Padova. Continueremo a farlo come di consueto nella doppia puntata settimanale, quindi adesso la linea ovviamente all'informazione di TV7 con TV7 TG come di consueto alle ore 20, però insomma teneteci compagnia anche domenica, come speriamo noi di poterlo fare con voi. Ci troveremo sempre qui con il Sindaco Risponde, una nuova puntata domenica alle ore 13. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.